Via libera in commissione per questa nuova fusione nell'Agordino. Credo che nelle prossime settimane daremo il via libera almeno ad altre due, una nel Veronese e una nel Vicentino. C'è molta iniziativa tra i comuni, deve essere sostenuta anche con delle norme che abbiamo approvato in Consiglio la settimana scorsa che semplificano questa procedura, e adesso attendiamo anche dalla Giunta quelle applicative che possano dare proprio un quadro molto lineare per quei comuni che vogliono crescere e accettare questa sfida della fusione. Abbiamo anche esaminato la vecchia proposta di fusione tra Este e Ospedaletto Euganeo. In questo caso il procedimento si ferma, i due comuni hanno comunicato che non intendono più procedere e quindi noi non possiamo che prendere atto. Io dico con qualche colpa da parte di questo Consiglio e di questa maggioranza che quando quella volontà c'era ha fatto di tutto perché non potesse arrivare a compimento.